Eccoli. Bello, dell'entrata. Grande hermano. Calcio che caspa che la place di attorno un chiam calberle calua che qui rabios a un'inviate inteuate e cataca platasi tal scur soi tal sei e no sei. Si passa più facili calma se musma se ti ricordi pesoni poi tu una memoria che può spirtare svanti la storia e la gloria si tormenta con la pinta quei. Arrivi perdut e io frei anche i miei son platas tu là sono schiampas barbas, testralis, tesclesis
Teschiasis, Catasin come class, in tal vuoi. Grazie. Un altro folletto nel bosco musicale dei Non si sa. Chiudendo gli occhi, apprezzerete anche un piccolo tributo alla PFM. Spilf.
Ugo Moderno, la prima canzone d'amore del gruppo. Una donna argentina lascia la sua terra per solcare il mare, storie di emigrazione. L'Argentina.
arrangiamenti sopraffini per un pezzo quasi funky, un labirinto tortuoso. Lasciatevi condurre all'uscita dai non si sa. L'intrigue. Velocità. Tempi moderni, zero tempo, tutto in fretta, senza
senza pensare, suggestionati da una villotta friulana che quasi quasi incontra la tarantella. Velocità. Va dappertutto, in ogni look, mai parchiare. Come Furnis dentro il c'è un cerco, resta intergato dove palfica si sfoda. Giri in attor, giri in ton, guardie e l'aria, come che fosse la fin dal monte ed un contrario. Ferme un angolo di mare, anche non più. Un saluto in velocità, scusa e salto cosa in tardi. Un saluto in velocità, scusa e salto cosa in tardi. Ferme un angolo di mare, anche non più. Un saluto in velocità, scusa e salto cosa in tardi. Un saluto in velocità, scusa e salto cosa in tardi. Specialità, io soy prati, il bebè viene cortés, resta in vola, sempre di voi si caccia per qui nel robe, non sta pensando, fase produce, chiave, schiave, pedale qua, chiave la luz, vite grave, ferme l'anno le male anche non io, un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta, un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta. Un saluto in velocità, ho pensato cosa è tanto, cosa è tanto. Un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta. Un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta. Fermando le anche non io. Un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta. Un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta. Anche non io. Un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta. Un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta. Anche non io. Un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta. Un saluto in velocità, scusa è stato cosa in ta.
Sere di mai, strumentale, sognante in un firmamento stellato, dedicata alla rassegna omonima di Artegna. Sere di mai.
Sei tu Matt? Oramai matto è considerato chi è normale. C'è qualcuno così anche tra di voi? Tutti parlano e nessuno ascolta. Sei tu Matt? Anche io. Non lo so.
Temp. 20 anni di storia del gruppo, ricordando il folk rock anglosassone tanto caro ai Non si sa. Un esercizio di stile per ricordare quando il gruppo apriva il concerto dei Capercaillie. Quintri Temp.
espressione massima del gruppo, poesia e tecnica musicale sopraffina, folk progressive d'autore. Il domatore ha chiunque ai suoi piedi, tranne una donna dal cuore selvaggio, il domatore. E hanno fidami lui di nessun quadri per aulis scuisa par pro queste une pratiche rigide di rispietà dondis lismes bestis sanguis costoi parca mi disi signor domador use sicure pezz londonor une sequenze di logiche d'un dettaglio ma il docur salvati non è facile di domani, il docur le aride non le setà. Ad ogni ordine traviarsi nel fuoco, fuarce continue la prestazione, e matematiche rigide di movimenti, dentro a queste schiatule, tutte le perfette, nanti e lapore, o sai, c'è cagliere, non è mai fonde la perfezione. Sono le piccole armoniche imparre qui ma il docur salvati non è facile di domani il docur le aride non le seca.
Grazie. Il Donador, non si sa. Sono 20 anni. Flaviano e Gianluca c'erano, era l'agosto 1993, perché questa sera noi siamo qui felicissimi di presentare un disco nuovo, una produzione raffinata, attenta, elegante, precisa, con tutti gli aspetti di quella che era la musica dei Non si sa, prima maniera 1993, che è passata attraverso una produzione legata a una sorta di omaggio a Giorgio Mainerio di Chiarazzula e Marazzula. Dopo è andata avanti con Albe nel 97 per arrivare a Allende nel 99 e recentemente nel 2009 Neri Tiarbon. Quindi abbiamo passato indenni questi 20 anni, come avete sentito, abbiamo mantenuto il suono folk rock, quello che piaceva tanto all'inizio a loro, e naturalmente abbiamo mantenuto la lingua friulana su cui hanno puntato per i testi i nostri amici dei Non si sa. Hanno migliorato nell'attenzione agli arrangiamenti, ai testi, alla produzione, e allora è giusto che un applauso vada a ciascuno di loro. Ve li presento uno dopo l'altro. Allora, cominciamo di qua. Al violini Stefano Penta. Bravo! Chitarre elettrica, acustica, professor Paolo Mattotti. Bravo! Ha suonato la fisarmonica, ma anche il pianoforte, Massimiliano Cosualdo. Bravo! La batteria era a cura di Claudio Cappelli. Al basso elettrico e testi Gianluca Zanier. Bravo! Lui canta, suona il pianoforte anche nel disco, ma anche tutti i fiati, è Flaviano Miani. Ancora una menzione assolutamente doverosa per Delta Studios di Vittorio Vella, dove questo disco è stato registrato. Il mixaggio a cura di Vittorio Vella e Flaviano Miani, con Miani, i testi di Gianluca Zanier, è stato suonato ed arrangiato da Non si sa, prodotto proprio per festeggiare questi 20 anni da Non si sa. Allora non è mica finita qui, no, questa era la prima parte. Volete andare a casa? Vi è sufficiente quello? Avete applaudito troppo e quindi loro sono orgogliosi di essere qui ancora una volta nel posto dove tutta la storia è iniziata, con quel nome che poi voleva dire tante cose, Non si sa, perché si continua a dire ma cos'è questa cosa? Non si sa, perché loro avevano tutto chiaro. La musica che volevano fare, come volevano farla, suonarla, quello che volevano scrivere i testi, gli arrangiamenti, magari non le produzioni perché sono passati attraverso diverse produzioni, però il nome era un problema. E allora, non si sa. Ecco, questo è il risultato, 20 anni. Non si sa, il nome era in dubbio, non si sa, ma tutto il resto era una certezza, l'abbiamo vista. Questi erano i 5 brani strumentali e 5 brani cantati che sono equamente distribuiti in questo disco, che sicuramente si trova questa sera. Sicuro che stanno crescendo, stanno fruttificando in questo teatro. E allora, signor Sindaco, dottor Fausto Cosatti, la invito un attimo, così, per un po' di orgoglio personale e anche dell'amministrazione comunale della cittadina di Pazienza di Prato, no?
Buonasera a tutti, veramente è un grande orgoglio per Pasian di Prato ospitare Non si sa qui, veramente non ho parole dopo aver sentito tutta quella bella musica. Diciamo che il dovere istituzionale oggi ovviamente mi impone di portarvi i saluti dell'amministrazione comunale, non sono da solo, ci sono altri amministratori con me qui. Vi ringrazio per aver voluto presentare questa vostra ultima produzione in occasione dei 20 anni qui a Pasian di Prato. Questo palco, queste sale sotto vedono, diciamo, le vostre prove e avete voluto comunque in qualche modo testimoniare il vostro affetto anche alla comunità di Pasian di Prato presentando questo vostro ultimo album proprio qui e ricorrendo i 20 anni della vostra diciamo, attività. Il titolo è originale, un po' domator, no? E anche la copertina è molto originale, molto bella. Ecco, se devo dire una cosa, i domatori siete voi stasera, avete veramente domato la musica in una maniera eccezionale, veramente diciamo delle sonorità belle, importanti. Anch'io ho visto un crescendo, vi conosco, ho sentito la vostra musica e quindi veramente un crescendo, è stato veramente, siete direi nel pieno della maturità musicale, quindi bravi, sempre però mantenendo quello spirito folk e diciamo quella base della lingua friulana che è un po', diciamo che è un po' il vostro connotato. Io mi fermo qui, vi chiedo di farci sognare ancora un po', ovviamente non finisce qui, io torno al pubblico e voglio sentire, in particolare scusate, ma alla fine in Chan me lo tornate a far sentire. Grazie, bravo. Buona serata, auguri ancora. Grazie. Allora io mi faccio interprete anche di quello che vorrebbero dirmi, perché c'era un po' di tensione, è inevitabile quando si festeggia un compleanno importante come i 20 anni di attività, dopo aver vissuto situazioni differenti, ognuno con le proprie difficoltà personali, perché poi stiamo parlando di persone bravissime ma che non sono dei professionisti, per cui hanno dovuto quintuplicare le loro forze, le loro energie, ce l'hanno veramente messa tutta per ottenere questo prodotto che è un prodotto straordinario, e quindi sono molto felici che questo teatro sia pieno e che si sia sentito il calore di questo posto. Quindi a nome dei Non si sa vi dico grazie di essere qui con noi questa sera. Grazie. Grazie veramente a tutti, grazie signor Sindaco per le bellissime parole che ci ha detto, ma doveroso è il ringraziamento alla voce fuori campo della splendida Rita Bragagnolo. Ero stata invitata per stare là, seduta tra il pubblico. Poi Flaviano mi ha detto, ma visto che sei lì e vieni comunque, ma magari qualcosa facciamo. E così abbiamo deciso di fare questo. Poi che vi sia piaciuto, spero di sì. A me piaceva l'idea di aiutarli in qualche modo, in qualsiasi modo, perché la stima nei loro confronti c'è sempre stata. Fra l'altro ci sono anche possiamo ricordare anche gli altri componenti del gruppo, vero? Vuoi farlo tu, Flaviano? Sicuramente. Abbiamo il piacere questa sera di avere con noi fra il pubblico i fondatori, assieme a Gianluca e me, del gruppo dei Non si sa. E io voglio presentarveli perché qualcuno ha fatto anche più di qualche chilometro per venire ad ascoltarci. E parto dal primo che vedo qua sotto, non perché è una questione di età, ma perché sei il primo qua sotto, Gianpietro Morsù alla batteria. Poi se vogliamo andare sempre per una questione di età, qua ve l'ho giocato, mi pare siete vicini, credo, ma comunque andiamo per ordine. Maurizio Rossetti alle tastiere. A fianco a lui abbiamo Andrea Zanchetta alla chitarra acustica. Non è fra le prime file, però
è in mezzo al pubblico, in quella zona là, ed è Enrico Pierantonio Chiandetti alla fisarmonica. Scusate se tengo la mano, ma mi piace vedere almeno qualcuno, riesco a individuare qualcuno. Manca ancora una persona che purtroppo questa sera non ha potuto venire, ma noi la ringraziamo lo stesso, anche lui faceva parte di Non si sa, ed è Luca Ceccotti alla chitarra classica. Ecco, veramente una parola a loro che sono stati assieme a noi i fondatori, ma quelli che hanno creduto veramente 20 anni fa in questo progetto. Noi dei Non si sa di cuore veramente vogliamo ringraziarvi. Grazie. Grazie per questa bella storia che continua. Abbiamo detto la festa di compleanno è solo iniziata perché questo era il disco nuovo, ma c'è anche molto d'altro e nella seconda parte ancora una volta Non si sa ripercorreranno queste tappe di questa loro bella carriera durata 20 anni, arrivata fino ad oggi. Prima di salutarvi e lasciare il palco a loro, ringraziare anche da parte mia tutti i presenti e anche chi si occupa dell'apertura, della gestione di questo palazzetto, per cui un applauso va a tutti coloro che lavorano alla protezione civile, facciamo un bel applauso a tutti. È una persona importantissima che stasera è lontana rispetto al nostro palco, ma che è bravissimo perché controlla tutto, luci, suoni, immagini, ed è Loris. Grazie. Ragazzi, siete pronti? Allora Rita, Possiamo andare? ti interrompo ancora un secondo, visto che siamo in un momento di ringraziamenti. C'è ancora qualcuno da ringraziare ed è Roberto Tomada alla telecamera, che è sempre disponibile per queste cose. Cristiano Pagnutti alla macchina fotografica. Poi abbiamo una persona che sta dietro una quinta, quella quinta, che è colui che manovra le immagini che stiamo vedendo, ed è Matteo Lugano. Bravo! Ma ancora una persona che oggi pomeriggio è venuta qui assieme a noi a preparare il palco, a mettere avete visto che fuori c'è anche la proiezione, se qualcuno fosse arrivato in ritardo. C'è ancora il proiettore. C'è ancora il proiettore, a proposito ce l'hanno già, no, c'è. È una persona che è venuta oggi pomeriggio a darci una mano ed è Adriano Picco. Grazie Adriano. Se dimentico qualcuno, forse no, penso di no, mi perdonate perché adesso fra l'emozione, fra la voglia di tornare a suonare, non vorrei dimenticare nessuno. Comunque un grazie a tutti quelli che veramente hanno dato una mano questa sera per questo concerto. Grazie. Grazie a tutti, ancora una volta. Non si sa, 20 anni, eccoli qua ancora con noi, con un disco bellissimo, il Domador, e poi con tanta storia da ripercorrere. Abbiamo perso qualcuno? Il batterista? Abbiamo perso il batterista. Non so se c'è qualcuno in sala. Giampiero? Ci dà una mano? No, ma arriva, fate un applauso. Claudio Cappelli, eccolo. È qua, è qua, è qua. Tutto a posto. Allora, buon divertimento ancora una volta con Non si sa.
pepeline, biele pipine, noi e tipo Roli farine, sigli poi fine, domani mattina nel rincaro Rosse la dose, rosse le crie, tutte famiglie, gli atti e il chiastro Dario Manie, tutte le bambine, c'è brute manie, pal nel rincaro campagne, giù e ti squillo Cose la gnagne, scove la cagne, il pane con cagnelle nel richiardo Gialle la flamme, gialle pannole, il frucagnole, sa sbatte il porco Rote la nole, qui la gramole, tutte cannole nel richiardo
Abbiamo